In partenza subito Gaudì B va a condurre nei confronti di Jackie RL. Numero 8, Gabarit, squalificato. All'esterno è Gaudì B, scusate, con Gombitelli al comando. Gaudì B insiste al largo, va su Gombitelli dopo la prima curva. Gombitelli in testa, insiste Gaudì B, a contatto rimane Jackie RL. Poi all'esterno anche Mystic River. Intanto i 400 se ne vanno in 31,4. Cavalli che affrontano la seconda piegata con leader sempre Gombitelli, all'esterno Gaudì B, poi lungo la corda c'è Jackie RL, 600 che vengono coperti in 46,7, c'è andatura, 15,3 anche in curva con Gaudì B che insiste all'esterno, attacca Gombitelli, tende ad avvantaggiarsi Gaudì B, dopo 800 metri riesce non ancora a sfilare del tutto. Numero Cerca di 1, farlo, Grace Kelly Matley, squalificato. anche se la curva dà una mano a Gombitelli. Insiste ancora Gaudì B, che perfeziona il sorpasso, primo del paletto degli 800, del chilometro, 1,16,9 il passaggio al chilometro, con Gaudì B che ha dovuto spendere, ma ora è al comando. In seconda posizione si mantiene Gombitelli davanti a Jackie RL, poi accenna a spostare Mystic River dalla quarta posizione, più indietro è Gianni Spritz. Cavalli che affrontano ora l'ultimo giro di gara, iniziato con un parziale in 15,2 con Gaudì B sempre in vantaggio, 600 alla conclusione. Si avvicina intanto Mystic River, allunga però Gaudì B a 500 dall'arrivo. In schiena c'è sempre Gombitelli, all'esterno Mystic River che si trascina Gianni Spritz, 400 all'arrivo. Altro parziale in 15,4 da parte del battistrada Gaudì B, Gombitelli in seconda posizione, poi Jackie RL. Non viene più avanti Mystic River, sposta invece Gombitelli che va nuovamente su Gaudì B, che però accelera. Gaudì B in vantaggio a 100 dalla conclusione, Gaudì B nel finale controlla tutti i tentativi di Jackie e di Gombitelli che finiscono alle sue spalle nell'ordine. 38 ancora a chiudere, 1,17,9, prova convincente di Gaudì B che Roberto Vecchione porta al comando dopo un chilometro e poi continua molto molto bene, vincendo davvero in maniera convincente. Il ritorno al successo dunque per Gaudì B, che dalle prime due corse d'esordio non era più riuscito a vincere. Oggi vince bene, secondo posto che conquista all'interno Jackie RL su Gombitelli. Vittoria quindi per Gaudì B, Roberto Vecchione. In sediolo al training Paolo Romanelli per conto della signora Karin Walter.